I risultati che vi abbiamo illustrato sono quelli che da luglio ad oggi fanno sì che il martedì e il sabato, i giorni di mercato, e qui ringrazio anche il sindaco Mario Conte che si è fatto promotore anche di questa iniziativa, ci danno la tranquillità di poter monitorare la zona mercatale, che è quella anche che frequentata dalle persone anziane, da coloro che hanno diciamo magari più libertà per la mattina di poter visitare questi mercati. E quindi siccome ci sono tanti soggetti appartenenti alle fasce deboli, la nostra interazione con loro, ho visto anche che in alcuni casi degli anziani si sono avvicinati ai nostri poliziotti per chiedere anche dei consigli. Ecco, questo è importantissimo. La prevenzione deve funzionare, così come l'opera che ha fatto anche la polizia locale riguardo all'accattonaggio molesto, gli allontanamenti di coloro che esercitano accattonaggio molesto sono importanti perché ci danno la possibilità di rendere queste aree sempre più fruibili e sempre più adatte anche a persone vulnerabili.